Sambapoli quest'oggi è stato spettatore di una partita emozionante e tiratissima, in cui le due squadre hanno giocato mettendo in campo tutta la grinta e la voglia di cui disponevano. La Delta Informatica Despa Supermercati Trentino Rosa tornava in campo dopo pochissimi giorni a causa dei recuperi accelerati e delle partite rinviate a causa Covid ed era reduce da 5 sconfitte consecutive in 22 giorni, senza set vinti. Anche la VBC Casalmaggiore e più Casalmaggiore è stata costretta a una buona serie di partite, cominciate bene con la vittoria a Confirenze, importantissima a Perugia, e poi 2 sconfitte a Busto, in costante crescita quest'ultima squadra, e a Brescia, che ha riaperto il discorso salvezza per le leonesse. Il risultato del finale del match è per cuori forti. Nel primo parziale ingrana subito bene Casalmaggiore con il turno al servizio di Melandri, che crea subito un buon break per la sua squadra, 4-8, poi allungo importante 9-16 e set che si chiude 16-25. Il secondo set è il più emozionante, con le squadre in campo che compiono sorpassi e controsorpassi per tutto il match. 8-6, 16-13 e alla fine spuntano i giallo-blu che pareggiano il conto dei set vincendo 25-23 con un finale emozionante. La terza ripresa segue la falsariga della prima, con Casalmaggiore che domina il campo con un eloquente 25-12. Nel quarto parziale i trentini ritornano con la testa nel match, nonostante un passaggio a vuoto che fa mettere il naso avanti al Casalaschi anche con 3 punti. Di vantaggio le ragazze di coach Bertini chiudono il set 25-19. Nel tie break Piani e MVP con 27 punti e compagni riprendono da dove avevano lasciato e ripartono mettendo subito margine tra loro e le Lombarde, 10-7, 12-7 con un 15-10 finale. Prossimo incontro fra 3 giorni sempre a Sambapolis contro il Bisonte Firenze. Non lo so, siamo emozionate, siamo felici di essere tornate in campo come si deve, con grinta e con cattiveria. Questi siamo noi davvero, quindi